Bella raga, ciao a tutti dal comendone veneziano. Allora, siamo su Magic Online la scorsa volta abbiamo visto il Companion Lurrus, oggi vediamo Giruda. Allora, questo Companion non me l'aspettavo, ma mi ha fatto vincere tantissime partite, anche il Best of 3, quindi noi chiaramente qua vediamo solo al meglio delle una, però mazzo che non me l'aspettavo, veramente forte. Diciamo, hai preso spunto da una lista, però ho cambiato delle cose, neanche pochissime sinceramente. E niente, vediamolo subito. Allora, intanto beh, le terre, diciamo, giochiamo come potete vedere il titano primitivo, quindi le terre sono sempre quelle, diciamo, Field of the Dead, Caverna, tutte terre diverse per cercare di fare la combo con Field of the Dead. Chiaramente qua non c'è Valakut, non ci serve. Allora abbiamo Farsec che praticamente cerca da Grimorio una pianura, un'isola o una palude, una montagna, la metto il campo di battaglia tappata, poi mescolo. Poi abbiamo Carni Earth Expedition, praticamente un incantesimo, Landfall. Ogni qualvolta una terra entra in campo di battaglia posso metterci un counter, un segnalino, e quando rimuovo tre segnalini la sacrifico e cerco due terre base che comunque sono molto molto importanti perché devo cercare di fare terre il più velocemente possibile. Poi abbiamo il solito Sakura che la sacrifico e prendo una terra. Poi abbiamo il Silvano, che è una pianta a difendere e hexproof. Aggiungo mana di qualsiasi colore da una 0-3 utile all'inizio che posso difendermi. Adesso dopo spieghiamo il companion. Poi abbiamo questa carta che è un po', ma sono indeciso se tenerla o non tenerla, un po' curiosa. Madcap Experiment. Praticamente rivelo carte dalla cima del mio grimorio fino a quando non rivelo l'artefatto. Quando lo rivelo posso metterlo in battaglia, il resto sotto in fondo al grimorio. Il problema è che perdo punti vita pari al numero di carte che ho visto. Cioè, ad esempio, se prima di prendere un artefatto, che non ne ho tanti, come potete vedere, devo rivelare 10 carte, perdo 10 punti vita. Quindi questa è una carta da giocare in maniera... Magari io sicuramente questa carta penso se la voglio giocare solo nei momenti dove sono in difficoltà, dove o la va alla spacca e ci devo provare, però è rischiosissima perché sennò perde il 99,9%. Poi abbiamo il titano dell'inferno, se pago una montagna prende più 1 più 0 fino alla fine del turno, quando entra in campo o attacca fa 3 danni da dividere a 1, 2 o 3 target. Poi abbiamo il titano primitivo che lo sappiamo, quando entra metti 2 terre, quando attacca metti 2 terre. Poi abbiamo il Dragon Lord di Colagan che a volare dà rapidità a tutte le creature. E ogni qualvolta un avversario casta una creatura, un planeswalker con un nome di una carta che ha nel cimitero, e il giocatore perde 10 punti di vita, quindi molto molto forte. Poi abbiamo il buon Rurik. Ok raga, dove eravamo arrivati? Ah sì, allora Rurik praticamente, eccoci qua, scusate, sempre le introduzioni comandiani. Ok, allora ha cautela e raggiungere, può attaccare ogni combattimento se può farlo, quindi deve sempre attaccare. Ogni qualvolta un giocatore casta una magia non creatura, fa 6 danni a quel giocatore, quindi questa è scarsa. Poi abbiamo Wormcoil Engine, questa è fortissima, tocco letale e legame vitale. Quando muore crea una 3-3 in colore verme con un tocco letale e una 3-3 verme con legame vitale. Si divide in due, qualcosa di eccezionalmente meraviglioso. Poi abbiamo il Platinum Empyrean, che praticamente quando la metto in campo non posso guadagnare punti di vita, non li posso neanche perdere, quindi si descrive da sola. Poi abbiamo il signor Paolo Ulamog, il buon Ulamog, che praticamente quando la casto e esilio le due permanenti avversari, è indistruttibile, e ogni qualvolta attacca il giocatore in difesa deve scartare le prime 20 carte del grimorio, cioè in pratica in 3 turni questo attaccando vince. Poi abbiamo il Colosso che ha travolgere, infect, quindi faccio danni da segnalino, indistruttibile, ogni qualvolta entra nel cimitero da qualsiasi punto la rimescoli, quindi devastante questa con trample e infect, è un altro modo di vincere devastante. E poi abbiamo il nostro Giruda. Allora, Companion Giruda, spieghiamo. Allora, il malus di Giruda è che posso giocare, come potete vedere, solo carte pari, quindi tutto quello che è dispari non lo posso giocare nel mazzo.
Giruda, cosa fa il signor Giruda? Praticamente quando entra in campo, io e l'avversario mettiamo in cimitero le prime 4 carte del Grimorio. Se tra queste carte c'è una creatura con costo di mana pari, la posso mettere in campo. Quindi capite che con tutte le bestie che ho, perché non metterò mai una dell'avversario, salvo cose incredibili, ma qualsiasi carta vinco. Entra il Titano, saluti. Entra Rurik, saluti. Cioè, nel senso, Ulamog non ne parliamo, il Colosso uguale, cioè, qualsiasi cosa possa entrare in campo, cioè, massacra l'avversario. E contando che ne abbiamo uno come compagno e altri 3 dentro il mazzo, è veramente una carta fortissima. Io non me l'aspettavo, un mazzo così, mi sta divertendo troppo. Cioè, devastante. Poi vabbè, abbiamo la nostra solita side comendiana che abbiamo le 2 assassin trophy che distruggono permanente, lui cerca una alla terra, abbiamo 4 decai che distruggono una non terra con 3 di costo di mana 3 o inferiore, e poi 4 calici che mi permette che tipo non so che costa XX, pago 2, X1, X1, tutto quello che costa 1 non può essere giocato, nel senso viene neutralizzato sia per me che per l'avversario. Contando che i mazzi adesso, soprattutto in Modern, ci sono tantissimi mazzi velocissimi che con creature a costo 1 tutto, praticamente massacro non so quanti mazzi. Poi abbiamo 2 Damnation che distruggono tutte le creature e 2 Broken Bond che praticamente distruggono un artefatto, un incantesimo, e posso mettere una terra dalla mano. Quindi questa insomma è la side. Io direi di partire perché sto mazzo, se, quando gira bene, e molte volte, è di una bellezza disarmante. Ok raga, partitone e vediamo. Vediamo di... Visto che le aspettative sono alte, perché ripeto, ho vinto in tutti i modi, best of one, best of three, amichevoli, leghe, cioè... e non me l'aspettavo con un mazzo che, a mio avviso, insomma, cioè... Non ci davo 2 lire, sono sincero, invece gira alla grande. Ok. Speriamo di non beccare due matchup che mi danno alquanto fastidio, cioè quelli velocissimi che... Oddio, cos'è? Anche lui lo stesso? No. Quindi l'Urrus con la monaca, robe così. O se no quelli dove neutralizzano tanto, se non ho la caverna sono abbastanza Doloris de Panzas. Qua che possiamo far molto. Lui non ha compagni, e già questo è cosa buona e giusta. E proprio i companion se in standard hanno rovinato completamente arena, che... Oh, questo è brutto. Questo mette un segnalino in più, questo è balista probabilmente, un mazzo che ho anch'io che voglio portare che è fortissimo, però un mazzo che da giocarci contro dà fastidio. Non è simpatico raga, ve lo dico già. Minimamente non è simpatico. Ai ai ai, bisogna proprio far cioè veloci, non è che il mio mazzo fa della velocità la sua arma principale. Però se comincia a tirarmi balista, robe così, con tanti segnalini, so cacchi. Ah, no, l'Idra. Beh, balista non può non avercelo però. Comunque ha già un 4-4 intanto. Intanto ha già un 4-4. Cos'è il mazzo Idra? Rido. C'è tanto al bodo il mazzo Idra. So cazzi. Dobbiamo tenere duro, ma non sarà semplice. Tra un'ora 17 entra in manutenzione Magic Online, va bene? Ok, 4 missili. Grazie. Bene. Ah, Dio mio, questo è un mazzo difficile. No? Vabbè, caverna, adesso non mi serve a niente. Ci prendiamo un punto a vota. Siamo a 18, prossimo turno mettiamo il titano, mettiamo...
Field of the Dead, però. Lui comincia a picchiare forte, 9 bombe arrivano. 9 missili. Siamo a 9. Benissimo. Questa la perdiamo. Salvo miracoli. Ok. Va bene. Che roba. Che sfiga, questa è proprio dura. Allora, Giant. Vediamo un po'. Adesso lui fa altre rotture di maroni. 6 che spots. Mettiamo 2 Field of the Dead. Dopo vediamo se resiste un altro turno. Sì. Ok. Tanto una minima difesa ce l'ho. Adesso vediamo che si inventa lui. E anche tra... Vabbè, ma guarda che spottiga un culo però, chi canio. Proprio Trample, benissimo, travolgere, salutiamo la partita. Allora. Sì, non abbiamo alternative. Disastrum. Ok, su questo qua farà segnalini a manetta. Vai, 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 vai. Noi siamo a 7. Vai. Ok. Ma perché devo fare sti mazzi di merda? Ok. Porca, non ci credo. Per uno? Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, vabbè, incredibile. Incredibile. Devo cercare di resistere un altro turno. No, ho sbagliato, che cazzo. Ti prego, dammi qualcosa di buono. Sì. Però è vero che non gli distruggo niente. Però, insomma, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Cioè, ci voleva l'artefatto che non perdevo punti vita, cazzo. Adesso stiamo difendendo quello che con i denti. Sì, ha concesso. Una partita persa, la andiamo a vincere. Vai, facciamone un'altra. Ok ragazzi, siamo contro Jeremy The Magic. E andiamo. Prima partita ragazzi, Giruda l'ha cambiata. È entrato lui, ho avuto la fortuna di beccare Ulamog, saluti. Grande, quando è così godi. Quando è così si gode. Perché ste robe? Perché... Ok raga, andiamo, purtroppo il gioco si è bloccato per un po' per la manutenzione. L'ultima partita è stata quella sì, che non avevo neanche giocato. Bene, vai. Andiamo con il nostro buon Ghirudone. Boom 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 boom. Se puedo, se puede.
Il nostro Platinum Angel. Ok. La nostra forestina innevata, bella come il sole di notte. Molto bene, molto bene. Ok. Tic tac, tic tac, tic tac. Ok, mettiamo il nostro incantesimo. Che prima arriviamo alle terre, prima portiamo a casa il risultato. Con 3 terre abbiamo la possibilità di sacrificarle e metterne altre 2. Ok. Allora, mettiamo il primo segnalino. E mettiamo anche il secondo. Ottimo. Ok, col terzo segnalino, quindi col prossimo turno, salvo che mi distrugga l'incantesimo, ce ne pappiamo altre 2. Per il momento minacce non ne abbiamo. Lui, cioè, se continua così, è una vittoria certa, eh? O quasi, beh. Salvo addirittura il titano. Ok. Io farei così. Allora, verde, 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 verde. E no, comunque me ne manca sempre... No. Aspetta. Ah, perché devo tappare anche questa, quindi... No, ma scusa, ce la faccio. 1, 2, 3, 4. Perché no? Ma sono incoglionito. No, ora sono deficiente, per carità può essere. Ah, ok. Giusto, che stupido, perché comunque devo pagare i 4 per quella, niente da fare. Niente da fare. Male, male. CG Play, scaldare, ma... No, madonna. Brutta. Però non è... Aspetta, però non è... non ha rapidità, quindi non può farlo subito. Allora, mettiamo... una forest. Aspetta. 1 e 2. Ottimo. Ok, adesso perfetto. Facciamolo così e basta. No, ma o c'è qualche problema col gioco o sono veramente incoglionito io in sta partita. Allora, titano. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posso? Grazie. Ecco, scusate raga, il panico. Panico in casa Kuma. Panico in casa Kuma. Ho vinto ovviamente. Ok raga, andiamo per l'ultima partita. Sto registrando un po' distante dalle prime 2 perché tra le manutenzioni e impegni, così.
La vediamo. Mano accettabile. Speriamo di non beccare una persona lenta, grazie, che avrei voglia anche di giocare. Poi sto registrando, quando registro becco sempre beccare i lenti, ok, Mulligan 6. Per fare più partite non posso fare il meglio delle 3, purtroppo. Dai, madonna, ma è difficile capire, cioè, dai, vecchio, su, che qua il sole mangia le ore. Abbiamo cambiato avatar, abbiamo il nostro bell'Urrus. Ok, parte col nostro caro e amato bianco. Vai. Iniziamo col nostro Sakura. Ho pescato Giruda che sinceramente è evitato, ma va bene. È bene che le creature rimangano il più possibile, cioè devono rimanere dentro il grimorio, così dopo quando lancio Giruda dalla side ho più probabilità di pescarle, se no così non mi conviene. Non lamentiamoci, dai, siamo ancora all'inizio. Turno 2. Oh, bene. Quindi sappiamo che un Feel of the Dead lo perdiamo sicuro. Ok. Cerchiamo una succosa terra. Ok. Adesso vediamo cosa propone l'avversario. Ok. Siamo uno bianco? Durante... Vabbè, tanto insomma, sul suo turno non gioco. Oh, questa mi rompe i maroni. Entra tutto tappato, mi entra, porca miseria. Creature e terre non base. Mi rallenta un po'. Dai, però, cazzo, datti una refata, zio, che ho dovuto aspettare ore per rigiocare. Vabbè, ciao, ascolta, non posso perdere troppo tempo. Ah, oltretutto devo pagare... Che spoccio, giusto, perché sul suo turno. Ascolta, a sto punto, lo cassiamo. Terre... Meno male che ho trovato la terra base, ma c'è andata anche bene. Ma no, ma... Scusate, il Cume oggi ha dei problemi. Ok. Dai, ti prego, il missile voglio. Pretendo il missile, cazzo. Beh, un bel titano primitivo così non mi spiacerebbe, però... Vediamo cosa peschiamo. Ma entro le 7, grazie. Mamma mia. Sì, questo non è sicuramente d'aiuto per il nostro avversario. Purtroppo non li possiamo distruggere due permanenti. No, no, cosa fa?
concede? Non credo, dai. Questa è tutta gente, se ne sia un patto Exile. Saluto Ulamog. Ce l'avrà sicuro su mano, se non ce l'hai su mano bianco. Oppure una vera vratta, ha bisogno, forse c'è bisogno di 3 terre. Ah, non fa, perché non attacca? Non l'ho ben capita sta giocata, eh? Vabbè, cazzi tuoi. Facciamo una bella porcata. Allora attacchiamo. Lui scatta dal suo cimitero, dal suo grimorio 20 carte. No, non ho capito, sì, per carità, si vuole difendere, però cioè, se non ha un patto, la vedo molto positiva per il nostro avversario, sinceramente. Ah, proprio deciso di morire, insomma. So, non capisco veramente quale sia il pensiero di quest'uomo. Ok, ci prendiamo una terra. Non ho proprio capito, se o veramente la carta delle carte, o veramente non riesco a capire la sua giocata, sinceramente. Ok, Ghost Quarter. Cioè lui in realtà ha anche due carte che veramente pesanti per il mio mazzo, perché comunque, sai, mi distruggi due terre fondamentali come field, sono dolori. Forse avrà a sto punto, bisogna pensarle, però comunque non ha senso se... Ah, ok, va bene. Devo pagare 3 ovviamente. Mi pesco la mia carta, che è il titano. Eccolo qua. Bello e pronto il titano. Non che credo. Non ci voglio credere. Adesso attacca. Mistero della fede. Ecco anche le cuffie scariche. Adesso, ah no, dai, adesso... Ah ok, vabbè, insomma, qualcosa ce l'ha anche lui. No, perché mi sa impossibile attaccare se sta una difesa, cioè, solo che adesso io mi faccio il titano, poi mi distruggerà. Cioè, eccolo là. Bene, è andata. Assolutamente poteva far poco. Raga, sono stato il comandone veneziano. Ripeto, scusate se sentite che la voce è diversa, ma sono anche molto più stanco perché ho cominciato alle 5. Dopo ho lasciato Magic fermo perché c'era la manutenzione del programma e ho finito. Adesso che sono le 2, ho fatto altre cose ovviamente, però registrare alle 2 di notte Magic è un po' dura. Raga, saluto il comandone veneziano. Ciao!